I ricchi palazzi triestini dell'Ottocento sono testimoni di un'era di grande prosperità, attraversata da una corrente di ottimismo e opportunismo economico che i tedeschi definirono Gründerzeit, il tempo dell'affarismo. Trieste conosce il suo periodo d'oro nella prima metà del secolo e attira uomini d'affari dall'Europa e dal Mediterraneo. Anche l'arciduca Massimiliano d'Austria decide di costruirsi la sua dimora nei pressi della città. È un castello in stile neogotico, secondo la moda dei tempi, uno spazio ideale per chi ama l'arte, la letteratura, lo studio della natura. È un grande evento per la borghesia triestina, di cui il principe e il suo stile di vita diventano un punto di riferimento. L'Ottocento è ossessionato dall'idea dello stile, forse perché si sente privo di uno stile proprio. Gli interni dei palazzi cittadini conservano tutti un'aria da grandeur. Sono ambienti sontuosi che prevedono una lunga fila di stanze piene di mobili pesanti, di lampadari in vetro di Boemia. La luce si fa strada a fatica fra pesanti tende gallonate, arricchite da festoni di velluto operato. Si assiste a un conflitto pieno di contaminazioni tra il gusto neomedievale e il Biedermeier, che definisce un'identità a lungo assimilata al vivere mitteleuropeo. L'ostentazione di un atteggiamento baronale vuole sottolineare i legami stretti con il mondo affaristico internazionale, come nel Palazzo dei Morpurgo, nel centro cittadino. La famiglia dei Sartorio, proveniente dalla costa ligure, arriva a Trieste verso la fine del Settecento. Qui fonda una ditta che importa grano da Albanato e da Odessa. Sono protagonisti in tutte le imprese triestine dell'inizio dell'Ottocento. Abitano in una villa estiva a Montebello e in una casa patrizia sul Colle di San Vito. Il benessere economico alimenta la vita culturale della città. Agli inizi dell'Ottocento viene inaugurato il nuovo teatro. Negli anni 60 ha come ospiti l'imperatore Francesco Giuseppe e la moglie Elisabetta. L'altro grande avvenimento di quegli anni è la partenza di Massimiliano per il Messico, dove è nominato imperatore. Lascia il castello di Miramare per trovare una tragica morte alla fine di un breve regno. Il mercantilismo e la navigazione a vapore avviano la fortuna di Trieste, che, posta nel cuore marittimo del centro Europa, fa da tramite tra le regioni d'Oriente e d'Occidente. Dopo un periodo pionieristico in cui ogni imprenditore risolve da solo tutti i problemi derivanti dalla sua attività, si formano le grandi società specializzate nei commerci, nella navigazione e nell'assicurazione. Verso la metà del 1800 irrompe come protagonista nel mondo affaristico Pasquale Revoltella. Di umili origini, dopo aver lavorato presso l'impresa commerciale Necker, apre una casa per l'importazione di legnami e granaglie e poco dopo entra nei consigli d'amministrazione delle assicurazioni generali e del Lloyd austriaco. La compagnia di navigazione, fondamentale per lo sviluppo economico di Trieste, viene fondata nel 1834 e arriva in pochi anni a formare una flotta di 30 piroscafi. Principale promotore della sua nascita fu Carlo Ludovico de Broek, arrivato a Trieste dalla Renania. Diventerà ministro dell'impero, prima del commercio e poi delle finanze. È lui
che favorisce la rapidissima ascesa del Revoltella. Assieme agli esponenti delle grandi famiglie triestine, trasformano il porto di Trieste in un emporio ricco di attività e di servizi. La parola d'ordine è lavorare, progettare, aggregarsi in ogni impresa in cui c'è possibilità di mettere al servizio di un'idea ingegno e competenza. L'opera del secolo è l'apertura del canale di Suez. I lavori durano dal 1854 al 1869. Il merito della realizzazione è dovuto all'intelligenza e alla caparbietà del francese Ferdinand de Lesseps, che riesce a unire le potenze europee sotto l'insegna del progetto. Revoltella è tra i primi a capire l'importanza di un canale a Suez, non solo per sé, ma anche per Trieste, e non tarda a divenire il rappresentante austriaco nella Compagnie Universelle du Canal du Suez, acquistando il più grosso pacchetto azionario attribuito a un singolo. Quando si diffonde la voce che la realizzazione dell'opera è in pericolo, Revoltella parte per l'Egitto assieme ad altri esponenti triestini per riferire lo stato dei lavori. De Lesseps scrive a Brooke: Monsieur Revoltella a signé en sa qualité privée de banquier un engagement dont son pays devra lui être reconnaissant dans l'avenir. Quando inaugura il sontuoso palazzo che si è fatto costruire a Trieste su progetto dell'architetto berlinese Hitzig, scrive a De Lesseps: J'ai déjà obtenu l'assurance que non seulement Monsieur le ministre de Vienne, mais aussi l'archiduc Ferdinand Maximilien m'honoreront de leur présence. Trieste, 24 febbraio. Ieri sera ebbe luogo una grandiosa festa da ballo presso il signor Cavaliere Revoltella, che apriva per la prima volta ad una numerosa adunanza le sale del suo nuovo palazzo. Il proprietario ebbe la fortuna di vedere onorata la sua festa dalla presenza di Sua Altezza Imperiale il Serenissimo Arciduca Ferdinando Massimiliano. Le sale dorate, sfolgoreggianti di luce, affollate di gentili signore splendide per ricchi abbigliamenti e preziosi gioielli, erano veramente di magico effetto. Il Serenissimo Principe degnavasi prender parte alle danze in 3 quadriglie, la prima delle quali ballò con la signora baronessa di Martin. Compiacevasi quindi di trattenersi con le signore e con molti cospicui personaggi nostrani e stranieri, tra i quali il signor de Lesseps, e quindi di prender parte alla sontuosa cena. Crediamo pure di dover aggiungere come il signor Cavaliere Revoltella abbia voluto far partecipare alla sua gioia anche i poveretti in tale occasione solenne, disponendo una somma perché nella stessa sera i poveri ricoverati all'istituto fossero trattati lautamente. Rispetto agli altri uomini che avevano contribuito alla grandezza di Trieste, Revoltella è un capitalista già politicizzato, abile nei maneggi che avvengono nelle anticamere ministeriali ed è considerato un fedelissimo dal governo austriaco. In questo periodo il Revoltella è conquistato dall'idea del collezionismo.
vede l'arte come uno dei più efficaci mezzi di promozione sociale e se ne serve come mezzo per la sua affermazione nell'ambiente cosmopolita triestino. Dopo l'inaugurazione del Palazzo Cittadino, viene ultimata la costruzione della residenza estiva al Parco del Cacciatore, su un colle all'inizio del Ciglione Carsico. Il progetto è sempre dell'architetto Hitzig. Grande cura viene dedicata al parco che si estende sulla sommità del colle. Nel 1860 il suo amico Brooke si uccide, dopo essere stato coinvolto nello scandalo sulle forniture militari. Anche Revoltella viene arrestato e fa qualche mese di carcere prima di essere prosciolto senza processo. Risale rapidamente la china e viene riconosciuta l'importanza del suo lavoro quando nel 1867 viene nominato barone dall'imperatore Francesco Giuseppe. Muore il 9 settembre 1869 senza aver potuto vedere il compimento del canale di Suez. La sua scomparsa crea grande scalpore a Trieste, perché nel testamento lascia ogni cosa al municipio, compresa una somma sostanziosa per la fondazione della Scuola Superiore di Commercio, primo nucleo dell'attuale Università di Trieste. Il suo palazzo cittadino diventa Civico Museo Revoltella di Belle Arti. Coerentemente al segreto pensiero che era in me sin dal primo istante in cui mi accinsi all'erezione del mio palazzo di abitazione, lo lascio franco di passività e tasse al Comune di Trieste, a condizione che sia destinato e conservato con carattere di fondazione perpetua ad uso esclusivo di un istituto di belle arti che porti perennemente il nome Museo Revoltella e che sia giornalmente aperto al pubblico accesso. La collezione originaria del Museo Revoltella, che non supera il centinaio d'opere, si amplia costantemente mediante acquisti e donazioni, fino a divenire una delle raccolte dell'Ottocento e del Novecento più importanti in Italia. Nel 1963 l'architetto veneziano Carlo Scarpa riceve l'incarico per il restauro del museo. Infinite traversie faranno che i lavori durino quasi 25 anni. Nel museo restaurato, all'armonia classicheggiante dell'ala baronale si contrappone lo spazio diviso del contenitore nuovo. Tra i due spazi, il gioco dei percorsi attraverso 2 secoli.
Le grandi sale ristrutturate si aprono ai quadri dell'Ottocento, dipinti quasi in grandezza naturale, che ben rappresentano il bisogno di descrivere la realtà e l'angoscia di vivere che si impossessano dell'arte di quel periodo. La figura femminile è protagonista. Rivela la sua sensibilità e la sua sessualità. Assume le forme dell'attesa e dell'allusione, della seduzione e della perversione. Il mondo intellettuale triestino, tra l'Ottocento e il Novecento, vede affermarsi un folto gruppo di talenti creativi. Esplode una produzione letteraria di altissimo livello. Svevo, Joyce, Slataper, Saba, Stuparic. Assieme a un gruppo di pittori, tra i quali Veruda, Rovan, Fitke, Bolafio, Timmel, formano un cenacolo che si ritrova ogni sera dalle 7 alle 9 al Caffè Garibaldi. Nascono i rapporti di amicizia e le influenze reciproche, le lettere, i diari, i ritratti, le caricature. Il pittore Parin annota questa poesia di Hölderlin. Ma tardi, amico, giungiamo. Vivono certo gli dei, ma sopra il nostro capo, in un diverso mondo. Operano senza fine e poco sembra si curino se noi viviamo. Così i celesti ci risparmiano. Un ricettacolo fragile non sempre può contenerli e per breve tempo l'uomo sopporta la pienezza divina. La vita, dopo,
è sogno di loro. Gli artisti triestini dell'epoca vanno a perfezionarsi a Parigi, a Vienna, ma soprattutto a Monaco di Baviera. Caro Rovan, la nostra città avrebbe più che qualunque altra bisogno di un'arte innovatrice per essere scossa dal suo vile torpore. Fitke, Trieste, 7 febbraio 1902. Mio caro Arturo, io non so se sia retto il tuo apprezzamento su Trieste. Qui a Monaco si è voluto fare una città artistica e c'è tutto ciò che è necessario a coltivare e a sviluppare l'arte e vi risiedono insigni artisti. Ma te l'assicuro, malgrado ciò, la gente non comprende più qui che a Trieste. Rovan, Monaco 24 febbraio 1902. Vittorio Bolafio è uno dei pochi amici triestini di Umberto Saba. Il poeta lo definisce un grandissimo, sconosciuto pittore. Con gli amici talvolta di te mi prendo assidua brama e va tra questi uno a me caro, triste fra i tristi e nell'aspetto dalla vita il più domo. Gioia non ha, ch'io sappia, da te, ma lutto d'uomo. Devotamente egli la mano stende, che d'ansia trema, a colorir sue tele. Nessuna immagine è più efficace dell'Homo Solus di Ruggero Rovan, che ritrae Bolafio, per descrivere il senso di sconfitta e di desolazione che si impossessa degli artisti triestini negli anni tra le due guerre. La creazione vive come genesi sotto la superficie visibile dell'opera. A ritroso la vedono tutti i talenti, avanti, nel futuro, solamente gli artisti. Non ne sappiamo niente, ma nelle nostre cantine stanno a invecchiare idee che, magari dopo decenni, escono al sole. Cerco l'ago nel pagliaio, cerco l'ago nel migliaio, cerco l'ergo nel bisbiglio, cerco l'agro nell'intruglio, cerco il largo nel risveglio, cerco il drago nel vermiglio. All'ultimo piano, in una grande sala piena di luci e di punti di vista sulla città, sono raccolte le opere degli ultimi decenni. Un caleidoscopio dove si alternano le figure più contrastanti. Tutto è stato detto, tutto è stato fatto. Ciò nonostante siamo qui, ad aspettare il bis. L'opera d'arte nasce nel momento in cui tu vedi e ascolti. E questa data, continuamente mutevole, è la sua vera data di nascita.